I concorrenti. Pilota 3 per il comando, hanno evidentemente deciso di partire tutti dopo aver visto in difficoltà Peter Pan, mantiene la corda e la testa PDRS Jet, va ad accodarsi Pinkerton, rimane di fuori Palla Magica fin immediato il rallentamento, così Peter Pan KO subito in fondo ai primi, ha strappato più degli altri ovviamente, ma è il momento ancora in corsa, 15,8 di frazione, rallenta a pistone con PDRS Jet, lo segue Pinkerton, poi Pigi del Cigno, Palla Magica sì, e Peter Pan KE che rimane in coda. Rallentamento notevolissimo, la seconda metà addirittura di là molto tranquilla, addirittura 17,3 di frazione, ma avrà fatto 9 per i 100 successivi all'ingresso in retta, tanto che muove dal fondo proprio Peter Pan KE. Risale senza alcun tipo di strappo, trova per un attimo Palla Magica sì che lo manda in terza ruota, poi la scavalca, intanto allunga il comando PDRS Jet, ma è un allungo relativo, 16,5 di frazione, PDRS in vantaggio, al passaggio davanti al tribune, si trascina Pinkerton, poi arrivano di fuori Peter Pan KE e Palla Magica sì, frazione decisamente più svelta in 15,8, un quarto intermedio in 32,5 da parte di Pistone al comando con PDRS Jet, al suo duello adesso c'è Peter Pan KE che va via lungo anche agli ultimi 600, frazione 15,2 per girare la curva, lo scatto di PDRS, reagisce Peter Pan, i due guadagnano su Pinkerton che perde una lunghezza a finire la curva, ha perso contatto in fondo PG del Cigno, quello velocissimo, 14,5 la dritta di là tra PDRS Jet e Peter Pan KE che sembra addirittura poter passare a finire l'ultima curva. Cavallo numero 2 Pinkerton qualificato 14,2 addirittura, Peter Pan in netto vantaggio, un quarto intermedio in 29 spaccati, nel tratto ultimo Peter Pan KE in vantaggio, il secondo lo prende Palla Magica sì davanti a PDRS Jet 1,17,1, il tempo del vincitore chilometro.